8.912 persone controllate e 8 ordini di allontanamento applicati dal 19 dicembre a oggi. Con questi numeri, oltre a 8 arresti e 3 denunce, il COSP, Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Padova, guidato dal prefetto Giuseppe Forlenza, ha deciso di prorogare di altri 2 mesi fino al 4 maggio la cosiddetta zona rossa nell'area della stazione di Padova. Di proroga in proroga, dunque, il provvedimento ha compiuto un anno dall'avvio, il 6 febbraio del 2025. Il Comune è sempre stato contrario alla definizione di zona rossa, anche se ora smorza le polemiche. Come amministrazione comunale abbiamo evidentemente ringraziato tutte le forze dell'ordine per l'attività che viene svolta. Siamo sempre stati contrari alla definizione di zona rossa perché vuol dire dare un taglio politico a un provvedimento che invece va per la tutela dei cittadini. L'area rimane quella della stazione, dove il provvedimento prevede il divieto di stazionamento per i soggetti già colpiti per reati gravi contro la persona. Abbiamo sempre condiviso quei controlli ad alto impatto come erano definiti prima dell'ordinanza del ex articolo 2 del TULPS del prefetto riguardante proprio le zone rosse. Di fatto è lo stesso provvedimento, solo che, ripeto, si è voluto dare un taglio, se vogliamo, politico. E oltre alla zona della stazione di Padova, dove ogni giorno transitano 35.000 persone, i controlli straordinari già in atto proseguiranno comunque in tutta la provincia. A Padova i controlli come sono stati fatti adesso sono sempre stati fatti. Questa è l'unica cosa e quindi se vogliamo togliere quella definizione di zona rossa il Comune può essere sempre solo d'accordo